cultura della soia nella nostra regione è una realtà molto importante, direi nei seminativi sta diventando sempre più fondamentale. Già occupa praticamente quasi il 50% della superficie dedicata ai seminativi, siamo sui 40% di superficie sicuramente coltivata a soia. L'anno scorso c'è stato tra l'altro il famoso sorpasso della soia sul mais, per cui erano più i viettari di soia che di mais, e che è tutto dire se pensiamo che all'inizio degli anni 2000 il mais era 110.000 ettari nella nostra regione, adesso siamo scesi a 40.000, forse anche qualcosa in meno. La soia ne ha occupato sicuramente tanto di questo spazio. Tra l'altro è una cultura che, sebbene inserita da adesso nella nuova PAC, e meno male è così, come pianta da rinnovo, in realtà sappiamo benissimo che è una pianta miglioratrice, per cui in una rotazione diventa fondamentale per migliorare anche la qualità del terreno. Possiamo dire qualcosa anche su questo obbligo di rotazione che non ci trova molto d'accordo, infatti la BCA4, l'ecoschema 4 secondo me ha poco successo proprio per questo. Dobbiamo far fare le culture vocate nelle zone vocate, il mais possiamo farla dove c'è acqua, la soia possiamo giocarcela un po' di più, anche perché tra l'altro possiamo farla sia di primo raccolto e diventa una cultura molto interessante anche per le culture di secondo raccolto, per cui dopo un orzo, dopo un frumento, la soia diventa veramente una realtà che può aiutare le aziende agricole friulane a fare reddito.